Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Siamo al 2 maggio, come sapete i quotidiani cartacei oggi non sono in edicola, pertanto diamo un'occhiata alle fonti di informazione online e poi recuperiamo anche alcuni articoli, non solo degli immediati giorni precedenti, che in qualche modo non sono riusciti a entrare in rassegna stampa, che però credo siano comunque interessanti. Intanto vediamo la prima pagina dell'Ansa di stamani, che a parte il concertone del 1 maggio si apre con le parole del Presidente della Repubblica: riforme vere e non sorrisi e annunci, investimenti, buona economia per creare lavoro, non solo più tagli e profitti. In realtà queste sono alcune frasi dei leader di CGIL, CISL e UIL dalla manifestazione del 1 maggio. Cambi davvero marcia, dicono i sindacati al governo Renzi, incalzando un sistema imprenditoriale giudicato assente, concentrato su tagli e dividendi, miope nel non creare sviluppo e futuro, pronto più a delocalizzare che a investire. E il ministro del lavoro Giuliano Poletti dice di comprendere i timori dei sindacati, ma ribadisce di voler cambiare le norme sulla carta buone, ma che producono in realtà effetti non positivi. Priorità del governo: disoccupazione giovanile, dice il ministro Poletti, altrimenti la ripresa del paese non arriverà e il governo andrà avanti comunque con il Jobs Act, dopo il decreto lavoro che alla Camera non è stato stravolto con gli emendamenti proposti in Commissione Lavoro. A Pordenone si sono svolti corteo e manifestazione, dove il vicino stabilimento Electrolux di Porcia diventa il caso esemplare per rappresentare la crisi industriale del paese, di tutte le crisi aperte. Un simbolo per quella che quest'anno è la festa del lavoro, che non c'è. Servono un governo e una politica che siano fatti non solo di annunci ma di riforme per cambiare il paese. Servono qualche sorriso in meno, qualche speranza in più per il mondo del lavoro, dice la leader CGIL Susanna Camusso. Il governo non pensi che si possa continuare come è stato fatto in questi anni con una politica che scarica i costi sui lavoratori e sui pensionati, che non ha creato posti di lavoro e continua a impoverire il paese. Servono investimenti e non nuove regole per il mercato del lavoro, dicono i 3 leader dei sindacati confederali. Smettiamola di creare leggi, una legge non crea lavoro, una legge può anche cancellare la speranza di lavoro, dice ancora la segretaria della CGIL Camusso. Il lavoro non si crea con le nuove norme, ma con la buona economia. Sono bugiardi se dicono il contrario, dice per la CISL Bonanni. Infine, per la UIL Angeletti insiste: nelle regole e nelle scelte di politica industriale, pessime idee hanno fatto troppi danni, creato molti disagi, danneggiato migliaia di persone. Bene il bonus in busta paga del governo Renzi, un po' di redistribuzione fiscale è la strada giusta, ma ora bisogna pensare anche a incapienti, precari e pensionati, dicono sempre i sindacati. Renzi pensi anche ai lavoratori più poveri, calpestati, sfruttati, 1 milione di persone abbandonate, continua Bonanni. Stoccate alle imprese, non può esserci crescita e sviluppo senza fabbriche, dice Angeletti. E intanto a Roma il Presidente della Repubblica, Napolitano, ha ricordato le vittime del lavoro davanti alla sede dell'INAIL. È stato accolto dal sindaco della capitale, Ignazio Marino. Se volessimo dare un nome alla celebrazione di questo 1 maggio dovremmo forse dire allarme lavoro, ha detto Napolitano, poi parlando al Quirinale. Questo racconta l'agenzia ANSA, e sempre l'agenzia ANSA in prima pagina mette una notizia che viene dall'Ucraina. L'esercito ucraino ha avviato questa mattina una vasta operazione militare contro la città ucraina separatista filorussa Slaviansk. Lo riferiscono i ribelli, un attacco su larga scala, dice il portavoce dei ribelli, cioè dei filorussi, aggiungendo che un elicottero ucraino sarebbe stato abbattuto. Inoltre il villaggio di Bibassivka è occupato, ha detto ancora la fonte citata dall'ANSA. Tornando invece alle cose italiane, alle cronache, una nuova pista per il caso dell'omicidio di Yara Gambirasio, una segnalazione giunta agli inquirenti riferisce di una ragazza madre dell'altopiano di Clusone che secondo alcune voci avrebbe avuto un figlio da una relazione clandestina con un conducente di pullman, il lavoro di Giuseppe Guerinoni, autista di Gorno, morto nel 99 a 61 anni, indicato dal DNA quale padre naturale di Ignoto 1, cioè l'assassino di Yara. La donna, che oggi avrebbe 46 anni, sarebbe rimasta incinta nell'85, quando era 17enne, e frequentava un istituto superiore di Clusone. Lo scrive l'Eco di Bergamo. In questi giorni i carabinieri del ROS di Brescia si stanno presentando nei vari istituti superiori di Clusone per acquisire i registri degli studenti
che frequentavano le scuole in quegli anni. Si cercano nomi femminili da raffrontare con quelli delle giovani madri che tra l'85 e l'86 hanno partorito negli ospedali della Bergamasca e del Bresciano. A fornire la nuova pista è stato un uomo che nei giorni scorsi si è presentato dai carabinieri raccontando di aver sentito la storia di una conoscente che avrebbe frequentato lo stesso istituto superiore della ragazza madre. No comment, viene da dire. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, circa 140 immigrati africani provenienti dal Sub-Sahara sono riusciti ad attraversare la frontiera dell'enclave spagnola di Melilla, sulla costa orientale del Marocco, ma diverse altre centinaia sono stati bloccati e arrestati. Circa 500 immigrati, 700 dicono altre fonti, hanno tentato di entrare nel territorio nazionale e ci sono riusciti. Gli altri sono stati 140, ci sono riusciti. Gli altri sono stati bloccati lungo una triplice recinzione alta 7 metri in totale e sono state arrestate 669 persone. Ci sono stati 20 feriti. Melilla e l'altra enclave spagnola di Ceuta nel nord del Marocco sono le uniche due frontiere terrestri fra Africa e Europa. La pressione migratoria si è intensificata da inizio anno. Il 18 marzo 500 clandestini erano riusciti ad attraversare il confine, il numero più grande dal 2005, numeri infinitamente più piccoli di quelli della ormai trista missione Mare Nostrum. Infine, sempre dal primo piano dell'ANSA di stamani, Turchia, scontri a Istanbul in piazza Taksim, almeno 138 persone arrestate, 51 ferite in modo lieve a Istanbul, nel corso di scontri tra polizie e manifestanti scesi in piazza per celebrare il 1° maggio, nonostante il divieto del governo. La maggior parte dei feriti sono stati intossicati da gas lacrimogeni. Le forze dell'ordine sono intervenute in alcuni quartieri di Istanbul per disperdere gruppi di manifestanti che tentavano di raggiungere la piazza Taksim. E a proposito di manifestanti e di 1° maggio, da Repubblica, c'è un titolo che è in prima pagina sulla edizione online, ovviamente di quello stiamo parlando stamani, perché non ci sono i giornali in formato cartaceo, stiamo consultando i siti online. Repubblica in primo piano mette ciò che è accaduto a Torino, anarchici e antagonisti al 1° maggio, scontri, decine di feriti e 3 fermati. La scintilla innescata dall'arrivo del senatore del PD Stefano Esposito, favorevole al treno ad alta velocità. Gli antagonisti hanno sfondato il servizio d'ordine del PD ed è intervenuta la polizia. Altri scontri nel centro della città di Torino. Grave un agente colpito da una sprangata. Arrestato il presunto feritore. Il 1° maggio a Torino è diventato, scrive Repubblica, teatro di una battaglia tra polizia, anarchici e antagonisti. Prima in piazza Vittorio, poi nella centralissima via Roma, dove ci sono stati degli scontri più violenti, mentre sul palco di piazza San Carlo si teneva il comizio finale dei leader sindacali. Il bilancio finale della mattinata: 7 poliziotti feriti, oltre a diversi manifestanti contusi, 3 fermati dalle forze dell'ordine, un fermo tramutato in arresto per una sprangata in testa a un agente della polizia. Si tratta di Marco Bolognino, l'autore della sprangata, un 46enne di Torino, 46enne esponente dell'area anarco-insurrezionalista. Sequestrate diverse spranghe di ferro, un piccone con una bandiera nera e decine di bastoni. La tensione è salita subito quando alle 9:30 è partito il corteo. Già prima erano stati distribuiti volantini contro la polizia e il SAP, il sindacato di polizia, al centro delle polemiche perché solidale con gli agenti condannati per il caso Aldrovandi. In coda al serpentone 200 tra antagonisti anarchici, studenti autonomi, no TAV, tentano di sfondare il servizio d'ordine del PD per raggiungere il senatore favorevole al treno ad alta velocità Stefano Esposito. Fuori Esposito dal corteo, fuori il PD dal corteo, urlano. E poi inveiscono contro il sindaco Fassino e il candidato del centro-sinistra alle regionali Chiamparino, che sono però in testa al corteo insieme ad alcuni esponenti del centro-destra, l'assessore regionale al lavoro Claudia Porchietto, il consigliere Giampiero Leo e il coordinatore dei club azzurri Mino Giachino. I primi scontri in piazza Vittorio, dove, intervenendo subito la polizia per proteggere il PD, cariche, lanci di sedie, dei Deor e di Porfido da parte degli antagonisti, e dopo mezz'ora torna la calma, ma gli antagonisti vogliono raggiungere piazza San Carlo. In via Roma sale di nuovo la tensione tra i manifestanti e la polizia che fa da cuscinetto. Altre cariche di alleggerimento, poi un agente viene colpito alle spalle, una sprangata sulla testa.
L'uomo perde conoscenza e viene portato all'ospedale mauriziano. Le forze dell'ordine reagiscono in maniera decisa, con momenti di panico tra i passanti sotto i portici di via Roma. Dopo una ventina di minuti torna la tranquillità. Il gruppo di antagonisti riesce a raggiungere Piazza San Carlo. Tra la gente anche Marco Revelli, portavoce della lista L'Altra Europa con Tsipras, che si dice scioccato dalle cariche in Piazza Vittorio e via Roma. Sono di Torino, dice Revelli, e in tanti anni non ho mai visto un atteggiamento di violenza pregiudiziale simile a un corteo del 1° maggio, un atteggiamento inqualificabile. Critiche anche da Rifondazione Comunista, vergognoso rispondere alle contestazioni verbali con i pestaggi. Molto duri i leader del PD locale. Abbiamo assistito a una grande partecipata manifestazione. I soliti gruppi di antagonisti, come da copione, hanno tentato di sporcare questa giornata, aggredendo il PD e impedendoci di partecipare al corteo, dicono il segretario regionale Davide Gariglio e il numero 1 del PD di Torino Fabrizio Morri. L'ennesimo assalto nei nostri confronti che non ci intimorisce, ma ci rende ancor più determinati nel nostro impegno per il lavoro. Non sono certo pochi vandali politici a condizionare l'agenda del PD. Grazie a prefetto, questore e forze dell'ordine, ai volontari del nostro servizio di sicurezza per il prezioso lavoro fatto in questa difficile giornata. Il senatore Esposito aggiunge: questo tentativo fascista non ha avuto successo, non saranno pochi facinorosi a impedire al PD di scendere in piazza. In piazza Castello era già finito il comizio, dopo i lavoratori di Agrati, Voice Care e Granato Mobili era toccato alla segretaria Enrica Vaffrè, numero 1 della CGIL di Torino, chiudere a nome dei sindacati confederali che, legando al rischio che la cassa integrazione non venga finanziata, ha detto il peggio deve ancora venire. Il sindaco Fassino aveva deciso, terminato il corteo, di non salire sul palco con le altre autorità. Gli antagonisti arrivati in piazza hanno interrotto il concerto e sono saliti sul palco intonando Bella ciao. Chiedono a tutti di partecipare alla manifestazione No TAP del 10 maggio e a quella che si organizzerà per l'11 luglio a Torino per la conferenza europea sul lavoro e la disoccupazione, dicono i leader del centro sociale Askatasuna, e poi annunciano un presidio davanti alla questura per chiedere la liberazione dei fermati. Così scrive Repubblica. E da Repubblica TV abbiamo invece un contributo audio, le parole del segretario della Lega Salvini in occasione della giornata di ieri, giovedì 1° maggio. Come sapete ha preso il via ieri la 4 giorni di Pontida con il pranzo con i lavoratori, la 4 giorni che comprende naturalmente la giornata di oggi, domani e domenica. Quest'oggi pomeriggio un convegno sugli indipendentismi con Gilberto Neto, Ettore Beggiato e Eva Klotz, e poi un altro convegno con la direttora della Padania Aurora Lussana e il giornalista e scrittore Camillo Langone, sul futuro, e poi a partire dalle 19 ristorazione e musica. Domani un'altra giornata dedicata fondamentalmente alla musica e poi domenica 4 maggio dalle 11:30 gli interventi politici a Pontida. Ma sentiamo questo breve estratto su Pontida, appunto sulla giornata di ieri, con Repubblica TV e le parole del segretario della Lega Salvini. No, chi sbaglia paga, sia con la divisa che senza divisa. Detto questo, io difendo le migliaia di uomini delle forze dell'ordine che fanno bene pacificamente il loro mestiere, che non rispondono alle provocazioni e che per 1.000 euro al mese rischiano la vita. Quindi evidentemente tutta la mia vicinanza alla famiglia di quel ragazzo morto, ma tutta la mia vicinanza alle migliaia di poliziotti, di vigili, di carabinieri che ogni giorno si trovano ad avere a che fare con balordi, con violenti, con disgraziati, non reagiscono, incassano, stanno in silenzio e tornano a casa la sera dai loro figli con tanta rabbia in corpo. Ma quegli applausi sono una vergogna, come ha detto il presidente Napolitano, o no? Chiedetelo ai poliziotti. Io non faccio il poliziotto, voi non fate il poliziotti. Qua stanno facendo il processo a una categoria che per 1.000 euro al mese esce di casa la mattina e non so se torna a casa la sera. E quindi, ripeto, un morto è sempre un morto, è sempre da piangere, è sempre una disgrazia. Però io mi ricordo come fossero ieri le immagini di Roma con dei centri sociali a volto coperto che tiravano di tutto, dei poliziotti che erano costretti a far finta di niente, a incassare, a non reagire, perché sennò finivano dalla parte del torto. Quindi non entro nel merito dell'applauso, entro nel merito di lavoratori, perché sono dei lavoratori anche loro, che anche oggi stanno facendo il loro lavoro, spesso ignorati se non derisi da troppa gente. Ma chi sbaglia paga vuol dire che quegli agenti andrebbero arrabbiati, secondo lei? Quegli agenti sono stati condannati, sono finiti in galera, quindi più di così.
Questo per quanto riguarda il caso Aldrovandi, ma c'era anche un altro brano di Repubblica, adesso lo carichiamo, sulla questione dei sindacati complici della strage di lavoro. Oggi per noi c'è poco da festeggiare, ha detto il segretario del Carroccio Salvini, siamo qui per raccogliere le firme per cancellare la legge Fornero, ha detto il segretario della Lega Nord, intervenendo al 1° maggio organizzato dal Carroccio a Pontida. La Lega ha poco da festeggiare perché appunto la legge Fornero ha rovinato milioni di persone. Noi siamo qua per raccogliere le firme per cancellare la legge Fornero, vogliamo fare un referendum con cui gli italiani cancellino questa legge vergognosa, mentre i sindacati chiacchierano noi siamo qua a offrire il pranzo a qualche centinaio di esodati, cassintegrati, disoccupati, artigiani rovinati, quindi CGIL, CISL, UIL blaterano altrove. Noi facciamo la festa per chi il lavoro lo sta cercando. I dati della disoccupazione sono il massimo dal dopoguerra, quindi con questo euro che è una moneta sbagliata, con la riforma Fornero da cancellare, il lavoro non riparte. Quindi mi spiace che CGIL e CISL UIL siano i sindacati complici di questa strage di lavoro. Oggi c'è poco da festeggiare, c'è tanto da costruire, quindi come Lega ci mettiamo a disposizione di chi il lavoro lo sta cercando, non di chi è già tutelato. Così il segretario federale della Lega Nord Salvini, mentre su Repubblica TV ci sono anche le dichiarazioni di Roberto Maroni sulla questione del salvataggio di Alitalia e la distruzione di Malpensa. Poi vedremo un articolo di Giorgio Meletti sull'Alitalia e 4 conti, è il caso di dirlo, 4 conti proprio base sull'avventura di Alitalia e dei patrioti. L'articolo era dello scorso mercoledì 23 aprile e faceva il punto sulla situazione di Alitalia. La lettera di intenti di ETA, cosa ne pensi rispetto a Non l'ho vista, non l'ho letta ancora. Io non sono contrario naturalmente, ci mancherebbe altro, però non voglio e non posso accettare che per sostenere Alitalia, evitare il default di Alitalia, si procuri il default delle strutture aeroportuali della Lombardia, in particolare Malpensa. Se questo si eviterà, benissimo, e se no bisognerà che il governo blocchi questa operazione, ma dettagli non li conosco, ma confido che il ministro Lupi faccia le cose con saggezza. Il salvataggio di Alitalia non vale Malpensa, quindi. Ma non si può salvare l'Italia e chiudere Malpensa, non ha senso, no? Bisogna fare tutte e due le cose, salvare l'Italia e rilanciare Malpensa, che è nel programma del governo uno dei 3 hub aeroportuali italiani, quindi veramente sarebbe una cosa senza senso. Mi auguro che le notizie uscite, le voci che circolano non siano corrispondenti al vero, non siano vere, però aspettiamo qualche giorno. Questo è il presidente della Lombardia Maroni su Alitalia, su Repubblica TV. Mentre a proposito di aziende pubbliche, da segnalare sul quotidiano La Notizia, nell'edizione online, lanotiziagiornale.it, l'articolo di Stefano Sansonetti su un'altra della tornata di nomine, in questo caso a Terna, la società pubblica controllata da Cassa Depositi e Prestiti al 29,8%, che si occupa di rete elettrica. La sagra dell'inciucio, la definisce Sansonetti, nel consiglio di amministrazione di Terna entrano politici e lobbisti all'insegna della spartizione totale. A dispetto dei roboanti annunci di Matteo Renzi a proposito di meritocrazia e rinnovamento nelle società di Stato, le ultime nomine effettuate in Terna sono tutte avvenute all'insegna della spartizione e del lobbismo più sfrenato. Le indiscrezioni dei giorni scorsi, che volevano il fiorentino Matteo Delfante, nuovo amministratore delegato della società Terna che si occupa della rete di trasmissione elettrica, sono state confermate. Ma il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, che vedeva Delfante come direttore generale, che è controllata all'80% dal Ministero del Tesoro e per la parte restante dalle fondazioni bancarie, il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha presentato una rosa di nomi per il nuovo consiglio di amministrazione di Terna, società controllata dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti, in cui c'è davvero di tutto. Come indipendenti sono stati indicati Fabio Corsico, Stefano Saglia e Carlo Cerami. E qui, scrive Sansonetti, il concetto di indipendenza, al di là di quel che dice la legge, il testo unico della finanza, fa quasi sorridere. Si prenda Fabio Corsico, da anni responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo Caltagirone, il quale, è appena il caso di ricordare, ha enormi interessi nel settore dell'energia, anche elettrica, visto che è il secondo azionista col 16,3% della società Acea,
società controllata dal Comune di Roma e quotata in borsa esattamente come Terna. Corsico, tra l'altro, è uno dei tanti pluripoltronati d'Italia, sempre per conto di Caltagirone, il suocero di Casini. Corsico siede nei consigli di amministrazione di Cementir, Energia, Grandi Stazioni, Il Gazzettino, ed è stato nominato, o meglio indicato, da Cassa Depositi e Prestiti come uno dei consiglieri di amministrazione della controllata Terna, una delle aziende più importanti nel settore pubblico, si occupa della rete elettrica. La rete di Corsico comprende anche Torino, dove da anni occupa un posto nel consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con il beneplacito di Fabrizio Palenzona, ex pezzo grosso della stessa fondazione, oggi vicepresidente di Unicredit, di cui l'ente di origine bancaria, la Fondazione CRT, detiene il 2,5%. Da qui alla galassia Benetton il passo è breve, se si considera che la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha in mano il 5,06% di Atlantia, che è la holding della famiglia Benetton che controlla autostrade e aeroporti di Roma. E se si considera il posto di presidente occupato dallo stesso Palenzona in aeroporti di Roma. Questo per quanto riguarda Fabio Corsico, indicato dalla Cassa Depositi e Prestiti come nuovo consigliere di amministrazione della società che gestisce la rete elettrica italiana, Terna. Un personaggio che da Caltagirone a Palenzona è inserito in parecchie società, ma non finisce qui, perché Corsico, che è anche nel consiglio di amministrazione di Base per Altezza, che è la società che edita il periodico Formiche, già vicino all'UDC, e di Perseo, società finanziaria della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, risulta anche senior advisor per l'Italia di Credit Suisse. Insomma, un tizio alla Mastrapasqua con un sacco di consigli di amministrazione sotto il sedere. Ebbene, si dà il caso che la banca svizzera, Credit Suisse, sia una storica collaboratrice di Terna e anche pieno di conflitti di interessi, ovviamente, il nuovo consigliere della Terna, Fabio Corsico, evidentemente. Ha assistito la società in numerose emissioni obbligazionarie, ma anche in operazioni societarie, come è stata quella della cessione dell'ex controllata brasiliana Terna Partecipações o nell'infinita trattativa per l'acquisto da parte di Terna della rete elettrica delle Ferrovie dello Stato. Insomma, Fabio Corsico è in mezzo a un incredibile intreccio di ruoli che forse non lo mettono in una posizione da manuale all'interno del consiglio di amministrazione della società che si occupa della rete di trasmissione elettrica Terna. Ma c'è anche chi dice che l'operazione Terna potrebbe essere per Corsico una via di uscita a dimostrazione dei rapporti non idilliaci oggi esistenti fra lui e Caltagirone, con voci che addirittura avevano ventilato un'imminente uscita dal gruppo dell'attuale capo delle relazioni esterne. Cosa dire poi di un altro consigliere indipendente, tra virgolette, indicato dal Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti per il Consiglio della Terna? Si tratta di Stefano Saglia, estrazione chiaramente politica, per anni responsabile energia di Alleanza Nazionale, prima di approdare nel PDL. Senza contare che dal 2009 al 2011 Saglia ha rivestito la carica di sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con deleghe sull'energia allora attribuitegli dal ministro Scajola. Si dà anche il caso, conclude Stefano Sansonetti, che Saglia oggi risulti anche componente del Senior Council di Strategic Advice, una società privata di lobby che ha reclutato nei suoi ranghi altri ex parlamentari come Andrea Lulli del Partito Democratico. Ancora, come consigliere indipendente di Terna, il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduta da Bassanini e guidata dall'amministratore Gorno Tempini, ha indicato Carlo Cerami, avvocato amministrativista con studio legale a Milano. Cerami è un dalemiano di ferro, uomo di fiducia di Massimo D'Alema a Milano, già responsabile della Fondazione Italiani Europei proprio nel capoluogo lombardo. Insomma, una terna di lobbisti metterà piede nella società. E c'è da dire che D'Alema a ogni tornata di nomina riesce sempre a piazzare qualcuno dei suoi, dal governo in giù. Il ministro dell'economia è uomo di D'Alema, senza alcun dubbio, il ministro Padoan. E anche in fatto di nomine, per esempio, quest'ultima di cui si occupa Stefano Sansonetti sulla notizia, le ultime nomine interna lo confermano.
con le figure di Fabio Corsico, Stefano Saglia e dell'avvocato di D'Alema a Milano, Carlo Cerami. Mentre il presidente, o meglio l'amministratore delegato, è stato indicato in Matteo Del Fante, nuovo amministratore delegato della società Terna che si occupa della rete di trasmissione elettrica italiana. Brevissimamente adesso vediamo anche altre notizie dalle principali quotidiani online. Sul Corriere della Sera c'è notizia della liquidazione del Chief Executive Officer della Ford Motors, se ne va con 300 milioni di dollari. Non solo i banchieri di Wall Street o i top manager della Silicon Valley, anche nell'industria dell'automobile i mega bonus ai manager fanno discutere. A fare scalpore di solito sono i mega compensi e i bonus dei banchieri di Wall Street o le liquidazioni dei top manager dei computer della Silicon Valley. Questa volta però la notizia viene da un'industria antica, quella delle automobili. Alan Mulally all'inizio di luglio lascerà la carica di Chief Executive Officer di Ford Motors, che ricopre dal 2006, con un pacchetto di azioni e stock option che ai valori di mercato di mercoledì valgono circa 300 milioni di dollari. Il 4 agosto compirà 69 anni, ha accumulato 6,2 milioni di azioni di Ford, ma a questo pacchetto si devono sommare 1,8 milioni di ulteriori titoli che riceverà nei prossimi anni. Inoltre possiede 17,7 milioni di stock option, di diritti, per comprare ulteriori azioni a prezzi inferiori a quelli di mercato che ancora deve esercitare. Perciò il suo tesoretto arriva a un totale di 25 milioni e 700 mila azioni, pari a 416 milioni di dollari. Dovrà però pagare almeno 130 milioni in tasse per esercitare le stock option, il che significa che resterà con una liquidazione di 285 milioni di dollari ai valori di mercato corrente. E sempre sul Corriere della Sera online c'è un'altra notizia che riguarda il Napoli Calcio e il quotidiano britannico Guardian. Il Guardian definisce il Napoli roccaforte della camorra, della mafia. Il Napoli è interessato all'attaccante del Manchester United, Danny Welbeck, ma non è questa la notizia, scrive il Corriere della Sera. La notizia è che il prestigioso quotidiano britannico Guardian, faro del pensiero progressista mondiale, descrive la società partenopea di calcio e il Calcio Napoli così: club di una delle principali roccaforti di mafia. Un po' diverso dal titolo del Corriere. Non è il Napoli Calcio a essere una roccaforte della mafia, è tutta la città di Napoli a essere una delle principali roccaforti della mafia, titola il Guardian, scoprendo peraltro l'acqua calda. L'accostamento ha provocato l'immediata reazione del Napoli Calcio, che in una lettera aperta si rivolge al capo delle pagine sportive del quotidiano britannico il Guardian, Ian Pryor. So che può succedere che gli articoli non vengano letti con attenzione prima di essere pubblicati, scrive il direttore della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, perché se così non fosse il nostro sbigottimento sarebbe straordinario nel leggere un luogo comune così superato, volgare e stupido come quello di accostare una città alla mafia. Un luogo comune che può essere l'anticamera del razzismo. Vede Mr. Pryor, scrive il direttore della comunicazione del Napoli Calcio. È come se noi giudicassimo una città come Newcastle e i suoi abitanti degli ignoranti, palestrati, volgari, sociopatici nella maniera in cui vengono rappresentati dal reality Geordie Shore in onda su MTV, cosa che naturalmente non pensiamo. Paragone un po' sballato perché la storia della camorra a Napoli la conoscono o dovrebbero conoscerla anche i sassi, e il controllo che ha la camorra sull'intera città di Napoli, non su sacche marginali. Comunque il Guardian ha detto una ovvietà e il Napoli Calcio in questo caso se l'è presa parecchio, mentre Libero apre la sua prima pagina con la politica interna, pagina online naturalmente, stiamo parlando del sito liberoquotidiano.it. La tentazione di Berlusconi, un asso rosa per fregare Renzi. Un sondaggio gasa Berlusconi, centrodestra davanti. Mentre il CAV andrà ai servizi sociali da maggio. Di che si tratta? Qual è l'asso rosa? Cerchiamo di vederlo dall'articolo di Libero. Forza Italia su Silvio Berlusconi pensa al super colpo. Critiche a Renzi e un'arma segreta. Massacrare Renzi su lavoro e bonus di 80 euro senza rompere con lui sulle riforme istituzionali e senza fare promesse è la sfida di Berlusconi, convinto dai falchi di Forza Italia
La strada per risalire nei sondaggi si può percorrere togliendosi dalle spalle il fardello del sostegno al governo. Berlusconi ha promesso un super colpo, una sorpresona in grado di cambiare le sorti della campagna elettorale negli ultimi 10 giorni, contando che i sondaggi vedono Forza Italia in aumento sì ma non incisivo, e che la partecipazione di Berlusconi ai comizi in piazza e in giro per l'Italia è bloccata dalla decisione del Tribunale di sorveglianza di non concedergli maggiore libertà di movimento. Il leader di Forza Italia ha chiamato a un ulteriore colpo di genio. Il colpo di genio quale sarà? Un colpo di genio in rosa. Dallo staff azzurro fanno sapere che il capo ha pronto qualcosa di enorme che faccia scandalo, costringendo tutti a parlarne per una settimana. Una mano gliela sta dando la figlia Marina, ormai in predicato di scendere in politica. L'altra idea sarebbe quella di dare più spazio mediatico alla fidanzata Francesca Pascale. Da quando gli è accanto, l'ex consigliera napoletana del PDL ha sempre avuto un ruolo defilato. Si tratterebbe di coinvolgerla in modo che non è ancora chiaro nella bagarre elettorale, perché, dicono dentro Forza Italia, la popolarità della fidanzata di Berlusconi è altissima. Questo è l'argomento di apertura della prima pagina di Libero. E sempre rimanendo alle prime pagine vediamo anche il giornale apre sulla ricetta di Berlusconi contro la disoccupazione, 0 tasse per chi assume i giovani, e Renzi ha aumentato le tasse sulle case e sui risparmi. Poi c'è in primo piano ancora su il giornale l'articolo di Jean-Michel Lessin nel fortino del Front National, solo Le Pen contro banche e immigrati, un viaggio nella roccaforte del Front National. L'appuntamento è ad Amiens, tra i canali di Saint-Leu, il vecchio quartiere all'ombra dell'antica cattedrale, orgoglio della Picardia. Didier Duhamel sbuca da un ponticello sulla Somma tirandosi dietro stampella e gamba malata. Marie-Claire Bouvet, la consigliera comunale, s'affaccia trafelata dalle casette di legno e mattoni dove i camerieri di bar e bistrò allineano tavoli e sedie ai raggi del sole. Marie-Claire non sarebbe tanto preoccupata, scrive Jean-Michel Lessin, in questo viaggio nelle roccaforti del Front National, neppure se dovesse aggiungere un figlio agli 8 messi al mondo nella sua carriera di militante e madre di famiglia. Cosa devo fare col giornalista? Chiede all'infaticabile Christian Mandos, ex Metrotel, oggi gran maestro del sito internet del Front National della Somme. Il disorientamento dura poco, non appena gli chiedi una sede da visitare, i tre ti scrutano stupiti. Uffici, sedi, chi ha soldi per pagarli? Dice Marie-Claire. Non siamo i socialisti o quelli di Sarkozy, siamo poveri diavoli, poveri di fatto, diavoli per come ci dipingono. Marie-Claire per 20 anni si è divisa tra famiglia e Front National. Per 20 anni ha inghiottito insulti e umiliazioni. Se scoprivano che eri del front, qui ti levavano il saluto perfino gli amici. Ma anche qui i tempi cambiano. Alle presidenziali 2012 un elettore su 4 ha votato Front National, trasformando la Picardia nel santuario della destra lepenista. A fine marzo Marie-Claire è entrata assieme ad altri 3 esordienti in quel consiglio comunale di Amiens, riserva esclusiva un tempo di socialisti e neogollisti. Se nelle urne cova un radioso futuro, sul terreno c'è un grigio presente. I soldi, si lamenta Christian, continuano a non saltare fuori. Per gli incontri ci arrangiamo dopo cena o nel fine settimana con lo studio legale di un nostro dirigente. Io gestisco da solo il sito di tutta la regione. In tutta Francia non abbiamo né un giornale né una televisione. L'unica radio è quella via internet messa a disposizione 2 ore alla settimana dagli amici italiani di Casa Pound. Proprio così, dice Didier, 58enne, veterano del Front National di Amiens. Oggi siamo cambiati, parliamo di economia, lottiamo per i più deboli, tuoniamo contro l'euro, ma gli euro veri non arrivano. Per le manifestazioni si fa la colletta, per gli appuntamenti usiamo i nostri cellulari. E nonostante i voti, a far girare le cose siamo sempre noi, i soliti 4 vecchi gatti. Anche i cavalli di battaglia del Front National sono destrieri sfuggiti agli avversari e intercettati da Marine Le Pen. Il primo si chiama Karim Zeri, ha 23 anni e ci attende all'entrata del dormitorio universitario di Amiens. Sì, lo so, sembra strano che un meticcio arrivato dalle Isle de Réunion per studiare scienze politiche si sia innamorato del Front National. Qui all'università non è stato facile,
ma hanno dovuto accettarmi e soprattutto hanno dovuto ingoiare la mia elezione al Consiglio Comunale a fianco di Marie Claire. Il Front National mi ha accolto e ha dimostrato che il razzismo sta altrove. Se Karim è il volto nuovo, la nuova trincea passa dai capannoni abbandonati della Goodyear, la fabbrica di pneumatici che un tempo dava lavoro a 1300 operai, è oggi la più grande fabbrica di voti per un Front National in prima linea nella guerra alla delocalizzazione e alle multinazionali. La gente ha capito che socialisti, neogollisti e Unione Europea fanno il gioco di banche e grandi capitali. Noi siamo i soli a non avere scheletri nell'armadio, gli unici a lottare contro la globalizzazione, il grande capitale e le leggi di Bruxelles. Siamo i soli a batterci per il diritto alla casa dei francesi. Bisogna smetterla di riempire di arabi e africani le periferie. Bisogna restaurare i vecchi edifici del centro e darli ai nostri connazionali. I bassi casermoni di periferia, racconta ancora Jean Michalessin sul giornale, in questo viaggio nel Front National di Marine Le Pen, tra marciapiedi squadrati e chiazze d'erba, dove ragazzini africani e magrebini in bici fanno la spola tra spacciatori e cassonetti bruciati, sono l'altra grande barricata del Front National. Qui, dice Didier, non è più Francia, qui è roba loro, qui si spaccia droga e si ritrova chi viene a rubarci in casa. Mentre lui lo racconta, il pusher di quartiere con cappello rasta e giacca di pelle afferra una pietra e mira all'obiettivo affacciato dal finestrino. Il sasso colpisce il cerchione e Didier pigia sull'acceleratore. Lo vedi? Gongola. È come dico io, qui comandano loro e la polizia non muove un dito. E si meravigliano se la gente ci vota. Didier ora tira il freno, scende, parla al citofono e dal portone spunta un magrebino sdentato in maglietta e pantaloni e mimetica, abbraccia Didier, chiede di noi, si confida a voce bassa, sono anch'io del Front National, mio padre era algerino ma combatteva per la Francia, io faccio come lui, sto con chi la difende e difende i poveri, ma qui mica lo capiscano, qui mi minacciano un giorno sì e uno no. I veri razzisti sono loro, lo diceva già mio padre e io 40 anni dopo continuo a ripeterlo. Così Jean Michalessin su Il Giornale, il viaggio nel fortino del Front National. E l'altro articolo in primo piano sul giornale online, sul sito del giornale online, è invece relativo alla Gran Bretagna, un viaggio a Ramsey, questo compiuto da Andrea Indini, la roccaforte di Nigel Farage, da qui la rivolta contro l'Unione Europea, mentre controlla che non manchino ferri e legni prima di affrontare la prima buca, scuote la testa appena sente parlare di Europa. Non si definisce euroscettico, ma lascia la parola al fratello Richard che a Ramsey, roccaforte dello UKIP, il partito di Nigel Farage, commercia prodotti agricoli. Un Parlamento di non eletti viene a dirci cosa dobbiamo fare e come dobbiamo vivere. Ho solo un governo a cui obbedire ed è quello inglese. E lungo tutta l'autostrada che dall'aeroporto di Luton porta a Lattingtonshire, terra verde e rigogliosa a poche miglia dall'Università di Cambridge, la campagna elettorale dello UK, United Kingdom Independence Party, si fa sentire. Sono pressoché gli unici ad avere tappezzato l'autostrada di manifesti elettorali. Vogliamo indietro la nostra nazione, tuonano, esibendo con orgoglio lo stemma della sterlina su uno sfondo viola carico. Londra è lontana, tutt'altro mondo rispetto ai paesini che nel Cambridgeshire si susseguono addormentati su colline umide e silenziose, e se nella city multietnica e liberale il partito di Nigel Farage punta a sfondare la soglia del 20%, è in queste terre fiaccate dalla crisi e imbrigliate da assurde leggi imposte da Bruxelles che il partito di Farage conta di fare il botto. Ramsey è la chiave di volta del nazionalismo britannico, punto di partenza per preparare gli inglesi a svoltare completamente a destra, superando addirittura quei conservatori che nel 1990 lo stesso Farage abbandonò quando la Gran Bretagna aderì allo European Exchange Rate Mechanism, quel sistema che Norman Tebbit, fedelissimo di Margaret Thatcher, aveva definito profeticamente un meccanismo di eterna recessione economica. Ramsey corre lungo due grandi arterie, High Street e Great White, dove tra ristoranti invitanti, pub che al mattino sanno di birra e villette a schiera si snoda la vita di un paesino laborioso ed estremamente efficiente. È nel centro di Ramsey che incontro Lisa Duffy e Peter Reeve, scrive l'inviato de Il Giornale. Sono consiglieri per Lattingtonshire e anime dei pionieri che hanno messo la prima bandiera dello United Kingdom Independence Party su un consiglio comunale. Adesso di bandiere
Ce ne sono decine, una dopo l'altra, esposte con orgoglio dai cittadini. Nel 2012 la signora Duffy ha incassato il 61% dei voti. L'anno scorso Reeve l'ha superata col 67%. Quest'anno puntano al 70%. Non abbiamo doni, non abbiamo segreti, spiega Reeve. Pensiamo local e governiamo local. Quello che succede a Westminster è tanto quanto quello che succede a Bruxelles. È lontano. Ed è proprio con questo spirito che lo United Kingdom Independence Party è riuscito a sconfiggere l'astensionismo. Secondo un sondaggio interno al partito, il 25% dei propri elettori sono persone che non hanno mai votato o non andavano alle urne da 20 anni. In giro per il paese, scrive ancora l'inviato de Il Giornale, non si trova un solo cittadino in grado di criticare l'amministrazione locale, quella dello United Kingdom Independence Party di Farage. Lo UKIP fa il pieno di voti perché fa e non promette e basta, come tutti gli altri partiti, dice Michael Johnson, commerciante di mobili. Misure semplici come le luminarie di Natale per incrementare lo shopping durante le feste e i pattugliamenti della polizia ogni venerdì sera all'uscita dai pub. Oppure l'impegno sociale al quale i consiglieri dello UKIP si dedicano quotidianamente. Per esempio Reeve pulisce 2 volte al giorno i bagni pubblici e una volta alla settimana si dedica al cimitero che sorge accanto alla Abbey Gates House. Alle europee, gli stessi elettori che vedono in gente come la Duffy e Reeve politici seri e concreti daranno il proprio voto a Farage per le sue parole decise contro l'immigrazione di massa dall'Europa dell'Est. Soprattutto polacchi, ma anche bulgari, lituani, lettoni e romeni. Non siamo affatto razzisti, s'affretta a spiegare la signora Duffy. Per gli appartenenti allo UKIP, i media inglesi hanno coniato l'aggettivo European Union Racism, razzisti contro gli europei. Ma lo sapete che se qualcuno ha militato in un qualsiasi partito di estrema destra non può entrare nello UKIP? Dice la signora Duffy. Chiediamo soltanto maggiori controlli alle frontiere e politiche migratorie più serrate. Proprio per questo anche la base non vuol sentirne parlare di scendere ad alleanze col Front National di Marine Le Pen. È per colpa del suo passato, dice la signora Duffy, che non mostra particolare interesse neanche per l'italiano Grillo. Me ne ha parlato un amico, si limita a dire, facendo spallucce. Il refrain, d'altra parte, è sempre lo stesso. Possiamo anche rimanere nell'Unione Europea, ma noi rimarremo sempre britannici. Stop. Presto faremo un referendum per chiedere ai cittadini se vogliono stare nell'Unione Europea o se sono disposti a rompere le catene di Bruxelles, conclude la signora Duffy. La rivoluzione è all'inizio. Questo è il viaggio a Ramsey, la roccaforte di Nigel Farage, negli Stati Uniti, l'articolo di Andrea Indini. Poi torniamo sul giornale delle questioni italiane, Marina Berlusconi che si rivolge ad Alfano, mi accusa di essere coerente, per me è un valore, per lui no, e i soliti violenti no TAV, tensione al corteo del 1° maggio a Torino. Così anche il giornale. Vediamo infine, per concludere questa specie di rassegna stampa dalle edizioni online dei quotidiani, anche il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con Berlusconi. Guerra per l'eredità politica, titola il Fatto in prima pagina. Alfano dice che Forza Italia è una storia finita e gli risponde Marina Berlusconi traditore. Fuoco incrociato per 24 ore tra la primogenita di Berlusconi e l'ex Delfino. In attesa del momento della successione, l'ex premier li ignora, vuole un'altra rimonta e invade tutti i canali televisivi, dai TG Mediaset in mezz'ora. E ancora dal primo piano del Fatto Quotidiano, sindaco della Val Susa condannato, non ha rivali, va verso la riconferma. Mauro Meneguzzi è accusato di avere aiutato la segretaria, moglie del sindaco di Bardonecchia, a truffare lo stesso comune della Val di Susa. I giudici d'appello gli hanno inflitto una pena di 1 anno e 9 mesi, ma è l'unico candidato e quindi sarà rieletto, perché l'opposizione non riesce a formare una lista. Condannato ma senza rivali. Succede a Sos Dulx, la rinomata realtà turistica della Val di Susa. Mauro Meneguzzi, sindaco uscente, condannato per truffa, timbrava il cartellino della sua segretaria mentre lei se ne andava a spasso, sarà il candidato unico alle prossime comunali del 25 maggio. Nonostante la condanna confermata in appello proprio in questi giorni, nessuno si è fatto avanti per contendergli la poltrona da sindaco.
spianandogli la strada per la riconferma. Meneguzzi e la sua segretaria, Rita Bobba, sono accusati di aver ingannato la stessa amministrazione comunale. Sono stati arrestati ai domiciliari nel 2012, dopo che per mesi telecamere nascoste e GPS ne avevano studiato gli spostamenti. Il sindaco timbrava il cartellino o firmava false dichiarazioni di presenza per la donna, che è anche moglie del sindaco di Bardonecchia, Roberto Borgis, mentre lei se ne andava in giro per commissioni e in palestra. Un rapporto di amicizia e favori che ha suscitato clamore in Val di Susa. Secondo le ricostruzioni, Rita Bobba, dipendente comunale a Sos-Dulx, amica del sindaco che è stato condannato, Meneguzzi, e moglie del sindaco di Bardonecchia, era stata assunta come dipendente comunale all'ufficio turismo e promozione diretto dallo stesso Meneguzzi per direttissima, senza concorso. Non solo, ma il sindaco aveva fatto approvare dalla giunta un orario super flessibile per la sua segretaria, che le consentiva di svolgere attività lavorativa anche fuori dall'ufficio, perché lei ha intanto aperto un negozio di intimo a Bardonecchia, arrivando in ritardo al lavoro fino a un massimo di 30 minuti. Eppure, nonostante il clamore di allora, l'ex sindaco Meneguzzi adesso fila dritto verso la riconferma. In appello è stata ridotta la sua condanna a 1 anno e 9 mesi, in primo grado 2 anni e 4 mesi per lui, 2 anni per lei. Questo lo ha salvato dall'interdizione dai pubblici uffici. La legge Severino non può nulla in casi come questo e lui è libero di candidarsi in attesa del verdetto della Cassazione. Questo è uno dei racconti di prima pagina del Fatto Quotidiano che poi si occupa anche della Turchia e degli scontri in piazza Taksim. Il governo vieta di manifestare. E tornando alla politica italiana, sinistra, ecologia e libertà, mezzo partito in fuga da Vendola, a favore degli 80 euro in busta paga. I dissidenti di sinistra, ecologia e libertà sono pronti alla diaspora, già avviato il dialogo con il premier Renzi, mollano cioè Vendola per appoggiare più strettamente il premier Matteo Renzi. Questi sono un po' i titoli di prima pagina anche del Fatto Quotidiano. Adesso molto brevemente diamo uno sguardo anche ad alcuni articoli che sono usciti ieri, molto velocemente, e poi ne recuperiamo alcuni che vale la pena, dicevo, di leggere comunque dei giorni scorsi. Intanto, a proposito di Europa, vi segnalo su Italia Oggi di ieri, a pagina 13, il reportage, l'inchiesta che continua di Alberto Pasolini Zanelli nei diversi paesi europei alla vigilia del voto. Ieri toccava alla Polonia, economia coi fiocchi, ma soffre la crisi ucraina come se fosse una crisi sua. Di Europe, scrive Pasolini Zanelli, già storica firma del giornale di Indro Montanelli, di Europe ce ne sono ancora 2. Nonostante la caduta del muro di Berlino e il crollo dell'Unione Sovietica, è cambiata la geografia delle divisioni, sono cadute in parte le sue cause, se ne sono aggiunte altre che sono ora più nord-sud che non est-ovest. Ce ne si accorge subito quando ci si sposta dall'uno all'altro capo di questa Europa che dovrebbe aver messo in comune tante cose e non solo la moneta. I problemi del Mediterraneo sono estranei se non contrapposti a quelli del Baltico. Le poche speranze e le ansie della Spagna sono quasi sconosciute nella pianura polacca di frontiera. A Lisbona, a Madrid, ad Atene, a Roma si contano le rate del debito e le pretese dei creditori, mentre a Varsavia, in Polonia, ci si compiace dei risultati ottenuti e ci si mobilita per quella che potrebbe essere la nuova minaccia dall'est. Lo si intende subito se a Varsavia si arriva non con l'aereo, ma con la macchina, da Berlino, su una delle autostrade più nuove d'Europa, con un fulcro nella vecchia Potsdam, un tempo parte dell'altra Europa. A Varsavia, racconta Alberto Pasolini Zanelli su Italia Oggi, uscita ieri, a Varsavia si incontra un paese la cui economia è progredita negli anni neri della recessione. L'economia che è cresciuta di 1/5, mentre altre nazioni calavano. Un'economia, quella polacca, che è vissuta di riforme e modernizzazioni, che non pensa a bancarotte e commissariamenti e che ha come motore della propria modernizzazione anche l'aumento delle spese militari. Il governo polacco critica gli Stati Uniti perché non militarizzano di più la NATO e si disperdono in aree remote come l'Estremo Oriente.
Qui è la minaccia, dicono i politici polacchi, non in isole remote o nel Medio Oriente. Cina, Iraq, Siria, perfino Palestina sono solo periferie lontane. Quel che conta è la Russia e soprattutto in questo momento l'Ucraina. Nessun governo dell'Occidente propugna l'ingresso di Kiev nella NATO con la stessa insistenza di quello polacco. A confermare una volta di più che la Polonia considera l'Ucraina un paese fratello. Lo dimostra in mille modi, di recente con un'iniziativa sportiva, l'organizzazione dei mondiali di calcio nel 2012 affidata congiuntamente a Polonia e Ucraina. Durante e prima di quelle gare, l'interesse maggiore della popolazione e della classe politica non è stato il computo dei gol, ma una nuova ramificazione del desiderio di ricostituire fra Kiev e Varsavia un rapporto che si avvicini all'integrazione, alla reintegrazione per meglio dire. Da queste parti non hanno dimenticato i giorni del primo dopoguerra, quello del crollo degli imperi russo, tedesco e austriaco, quando polacchi e ucraini colsero l'occasione per ristabilire un'indipendenza in comune. Al crocevia tra la rivoluzione bolscevica e il trattato di Versailles cercarono ambedue l'indipendenza, i polacchi ci riuscirono, gli ucraini no, ma la voglia è rimasta. Si nutriva e si nutre di memorie ancor più lunghe, i secoli in cui l'Ucraina fu parte di una grande Polonia, una nazione che si spandeva dal Baltico al Mar Nero, più vasta e più forte della Russia. Non era un'integrazione del tutto equa, i polacchi erano i padroni, mentre gli ucraini coltivavano la terra per loro, ma assieme erano il granaio d'Europa e esportavano tanto grano, per esempio in Francia, che quando la triplice aggressione delle spartizioni della Grande Polonia interruppe quel flusso, su Parigi e dintorni si avventò quella carestia che diede la spinta decisiva alla rivoluzione del 1789. Ai polacchi ne derivò una patria ristabilita e a lungo contestata. Gli ucraini dovettero aspettare molto di più. Due paesi uniti, insomma, Polonia e Ucraina, anche da una certa comune spinta espansionistica e dall'incubo dell'espansionismo altrui. Germania e Russia erano i due vecchi nemici, oggi ne è rimasto uno, Putin, al punto che il primo ministro polacco di recente si è appellato alla Germania perché prenda la guida dell'Europa. Quando ci sono interessi in comuni si può cercare di dimenticare anche il passato. Ma con la Russia non è così. Sul rapporto fra Russia e Polonia, conclude Alberto Pasolini Zanelli, pesano troppe memorie non ancora redente. Per esempio Katyn, le fosse comuni in cui Stalin fece gettare i resti di migliaia di ufficiali polacchi, in pratica l'intera struttura dell'esercito di un paese dalle forti tradizioni e pulsioni combattentistiche. 6.000 cadaveri in un acquitrino, una fetta consistente del ceto medio di emanazione appena risorta da un lungo servaggio. È il destino che aiuta a non dimenticare, ancora di recente. All'appuntamento con Putin per una riconciliazione, proprio a Katyn, si doveva presentare in volo l'intero governo polacco, ma l'aereo proprio lì precipitò. Il destino infierì sull'ipotesi di un abbraccio. La crisi ucraina ripropone oggi il risveglio, con un incoraggiamento da molto in alto, l'aureola della santità sul capo di Giovanni Paolo II, che era stato da prima e da sempre il patrono guerriero del popolo polacco. Così Alberto Pasolini Zanelli su Italia Oggi, mentre Italia Oggi ieri dava anche un'altra notizia: arrestato in Gran Bretagna il leader di un partito schierato contro l'Unione Europea. Stava leggendo un brano di Churchill sull'Islam. In Gran Bretagna il leader di uno dei partiti euroscettici, Liberty Great Britain, di cui è candidata anche un'italiana, Enza Ferreri, è stato arrestato a Londra per avere citato delle parole di Winston Churchill riguardo all'Islam, ritenute espressione della categoria del hate speech, cioè del linguaggio che incita all'odio, specie di legge Mancino all'inglese, diciamo così. Ritenute dunque parole che incitano all'odio, le parole di Paul Weston, cinquantenne sposato con un'immigrata rumena, sono state sospettate di nascere da un intento di religious or racial harassment, cioè molestia religiosa o razziale nei confronti dei musulmani. L'arresto del politico britannico è avvenuto a Winchester, nello Hampshire, sui gradini di uno storico edificio, sede del Consiglio Comunale, mentre pronunciava un discorso elettorale in vista delle elezioni al Parlamento europeo. Gli agenti, muniti di mandato di dispersione, lo hanno avvicinato mentre leggeva dal libro di Winston Churchill
The River War, la guerra del fiume, e gli hanno intimato di allontanarsi. Solo in seguito al rifiuto, dopo 40 minuti di discussione, la polizia ha proceduto all'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e sospetta vessazione religioso-razziale. L'intervento della polizia è stato sollecitato da una signora di passaggio offesa per la citazione da Churchill, primo ministro inglese durante la Seconda Guerra Mondiale, che molti anni prima aveva scritto, a proposito del suo periodo da ufficiale dell'esercito britannico durante la riconquista anglo-egiziana del Sudan, che abitudini imprevidenti, sistemi sciatti di agricoltura, metodi pigri di commercio e l'insicurezza della proprietà esistono ovunque vivano o regnino i seguaci del profeta Maometto. A migliaia diventano soldati coraggiosi e leali della fede. Tutti sanno come morire, scrisse Churchill, ma l'influenza della religione paralizza lo sviluppo sociale di coloro che la seguono. Non esiste forza retrograda più forte al mondo dell'Islam. Ben lontano dall'essere moribondo, il maomettismo è una fede militante e proselitante. Per avere citato queste parole di Churchill e per non essersi disperso, perché i poliziotti sono arrivati per disperdere lui e coloro che lo stavano ascoltando, il leader del partito contro l'Unione Europea, Liberty Great Britain, il leader Paul Weston, è stato arrestato per avere citato, o meglio, per non avere obbedito all'ordine della polizia, per essersi rifiutato di allontanarsi da dove stava tenendo il discorso e per aver citato questo brano, che è stato accusato di molestia religiosa o razziale nei confronti dei musulmani, però erano parole di Churchill. Sono state queste parole a far scattare la denuncia di una donna che si trovava all'interno della Guildhall. Dopo aver chiesto al politico Weston se aveva il permesso per fare questo discorso ed essersi sentita rispondere di no, la donna ha detto che è disgustoso e ha chiamato la polizia, che ha mandato 6 uomini a verificare l'accaduto. Interrogati gli astanti, dopo lunga discussione con il politico Weston, lo hanno arrestato, perquisito e caricato sul furgone della polizia. Paul Weston, fondatore assieme a George Whale del partito Liberty Great Britain, viene dalle file dello UKIP, il partito euroscettico di Nigel Farage, dal quale si è staccato per il rifiuto dello UKIP di concentrarsi sui problemi legati all'immigrazione. Secondo Liberty Great Britain, l'Unione Europea è per sua natura antidemocratica e irresponsabile ed è essenziale che il Regno Unito se ne tiri fuori per poter mettere fine all'immigrazione incontrollata che, a loro dire, da molti anni affligge la Gran Bretagna. Weston, nativo del Dorset, nell'Inghilterra sud-occidentale, è stato poi liberato su cauzione fino al 24 maggio. Arrestato in Gran Bretagna, stava leggendo un brano di Churchill sull'Islam. Pubblicità, previsioni del tempo e poi torniamo alla carta stampata di ieri e dei giorni precedenti, alcuni articoli che non abbiamo citato nelle rassegne stampa dei giorni passati. Vuoi acquistare o vendere un'azienda?
o acquistare i miei vini, io sono là. Siamo là io e mia moglie. Senti, la figata chiaramente è, se volete un consiglio, passate dalla Ernestino Roveda, prenotate le bottiglie di vino, quindi gliele pagate tutto quanto, gliele lasciate lì e passate poi a ritirarle prima di tornare a casa, giusto Ernestino? Certamente, chi le vuol comprare le può lasciare lì e poi passare prima alla fine per ritirare il tutto. Fantastico, ed è un bellissimo cadeau da portare via da Pontida. Certo, troverete di tutto, di più, ma il vino buono fatto come una volta di Ernestino Roveda, se non l'avete mai provato, dovete assolutamente provarlo. Chiaro che chi non riesce a venire a Pontida, il vino lo può ricevere direttamente a casa. Come si fa, Ernestino? Basta telefonare allo 0385 60 127 oppure visitando il mio sito ilvinodirovedernestino.it. Comunque basta telefonare allo 0385 60 127. Fateci un pensierino se ci seguite da lontano, perché Ernestino Roveda ve lo porta a casa se abitate in Lombardia, ma in 2 giorni con il Corriere arriva ovunque. Ci vediamo domenica a Pontida! Certamente, ciao Sammy e ciao a tutti. E ci vediamo domenica a Padania Libera, ciao. Un'altra Europa è possibile. Pontida! Domenica 4 maggio. Ti aspettiamo sul Pratone. Pontida 2014. L'irripetibile. Bene, tra gli articoli pubblicati in questi giorni, proprio ieri su Libero, c'era la ripresa dell'inchiesta sulla persecuzione fiscale, le follie del fisco, con una serie di storie che hanno dell'incredibile, convocata perfino una bimba di 5 anni dall'Agenzia delle Entrate. L'impresa non esiste più, il titolare è defunto da 4 anni, ma l'Agenzia delle Entrate chiede 1 milione di euro ai figli minorenni, non solo minorenni ma di 12 e 5 anni, e alla loro mamma. Dice il commercialista che li segue: ti perseguitano all'infinito anche da morto. È arrivato un avviso di accertamento da 1 milione di euro a 2 bambini di 12 e 5 anni e alla loro mamma, perché sono gli eredi di un imprenditore, presunto evasore, deceduto nel 2010. La contestata elusione fiscale risale peraltro a 10 anni fa, al 2004. Da allora l'erario, racconta Giacomo Amadori su Libero di ieri, non è stato in grado di chiudere la partita. L'imprenditore era accusato di abuso di diritto, poi spieghiamo meglio cos'è. In sostanza però era accusato di non aver pagato 1 milione di tasse attraverso operazioni sulla carta lecite, ma in realtà, secondo il fisco, eseguite soltanto per pagare meno tasse, senza un vero fine economico per l'impresa. L'abuso di diritto significa, in pratica, io agisco secondo la legge, ma per il fisco ho agito sì secondo la legge, ma in realtà non per un fine economico aziendale, ma per pagare meno tasse. A inizio aprile di quest'anno la vedova e la figlia più piccola, la bambina di 5 anni, assistite dal commercialista milanese Paolo Troiano, si sono presentate negli uffici dell'Agenzia delle Entrate. La bambina era così piccola che per mostrarla al vigilante alla reception è stato necessario sollevarla da terra. I 3 sono saliti nell'ufficio del funzionario di turno. Alla fine è stato stilato un verbale di contraddittorio del contribuente in cui sono indicati nome e data di nascita dei convenuti. Il funzionario annota che la contribuente più piccola, signora è l'appellativo di rito, è nata nel febbraio del 2009, mentre il fratello, rappresentato dal commercialista, è nato nel settembre del 2002. Dice il commercialista che assiste questa famiglia, il dottor Paolo Troiano: il contesto giuridico-fiscale italiano è talmente incerto e inaffidabile che anche i minorenni sono costretti al contraddittorio per fatti avvenuti quando non erano ancora nati. I clienti pensano che noi commercialisti siamo matti e che esageriamo la realtà. Perciò sono solito portare i miei clienti con me perché inizino a capire cosa sta succedendo nel nostro paese. Anche la bambina si è presentata con la sua carta di identità ed è stata schedata all'ingresso ed è finita nel verbale.
Sfido chiunque a ritrovare le carte di 10 anni prima, soprattutto se riguardano un imprenditore defunto e un'azienda che non ci sono più. Ormai l'Agenzia delle Entrate, con semplici pretesti, può perseguitare i contribuenti quasi all'infinito, grazie a una disposizione di legge che le consente di raddoppiare i termini dell'accertamento in presenza di violazioni potenzialmente rilevanti a livello penale. Questa norma viene utilizzata anche se il soggetto che avrebbe commesso il reato è morto da 4 anni. Che cos'è l'abuso di diritto contestato all'imprenditore defunto? Per rispondere, dice il dottor Troiano, mi piacerebbe utilizzare le parole di Fantozzi dopo la visione della corazzata Potionkin, ma preferisco essere urbano e dire che è un regalo della Cassazione che si è inventata che l'amministrazione finanziaria può tassare operazioni che ritiene abusive. Arriveremo al paradosso che ci contesteranno di avere evaso l'IVA per aver acquisito delle scarpe in un negozio dove costano 100 euro anziché 150. Ovviamente anche l'importo dell'accertamento in corso al fantasma dell'imprenditore defunto è già finito nel calderone delle statistiche dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta di dati manipolati, osserva il dottor Troiano, per sostenere la falsa tesi che in Italia l'evasione fiscale sia la vera ragione dei problemi dello Stato e evitare così di intervenire sulla spesa pubblica. Altri casi raccontati dal dottor Troiano. In Lombardia una serie di multinazionali giapponesi ha deciso di disinvestire perché sono state, per così dire, attenzionate morbosamente dall'Agenzia delle Entrate. Davanti a un quadro del genere, il commercialista e altri suoi colleghi hanno iniziato a raccogliere una casistica di presunti abusi dell'autorità finanziaria in vista della pubblicazione di un libro bianco su questo tema. Per esempio, c'è il caso di un'azienda agricola che è stata punita per aver fatto riposare per 1 anno i propri terreni, una pratica usuale per i contadini, ma non usuale per gli esattori del fisco, che hanno contestato la mancata produzione di reddito. In un altro caso, l'Agenzia delle Entrate ha provato a emettere un accertamento da 1 milione di euro in base a determinati presupposti, senza riuscirci, cosicché 2 giorni dopo ne ha contestati 40 di milioni. C'è poi l'odissea di un imprenditore che ha provato a ottenere il rimborso dell'IRPEG. Il contenzioso con lo Stato è durato a lungo. Il privato ha vinto fino al 2° grado della giustizia tributaria, ma purtroppo per lui, dopo anni, la Corte di Cassazione ha dato ragione all'amministrazione perché i termini per il rimborso erano scaduti. C'è anche la storia del commerciante che aveva 2 negozi, a causa della crisi ne chiude uno, il fisco continua ad assediarlo, i funzionari dell'amministrazione gli fanno 2-3 controlli all'anno per gli scontrini, tutti senza esito. Ma questo non basta a salvare il commerciante. A causa degli studi di settore è stato costretto a iniziare diversi contenziosi con lo Stato. La trafila lo ha stroncato e lo ha costretto a chiudere anche il 2° negozio. Ultimo aneddoto. Un giorno bussano alla porta di una donna completamente ignara per accollarle parte di un accertamento andato a vuoto nei confronti del compagno. Chi era presente giura che di fronte alle sue proteste il funzionario avrebbe replicato: peggio per lei che ha un uomo del genere. Perché non lo ha lasciato? Così racconta Giacomo Amadori su Libero. A proposito invece delle riforme mirabolanti del governo Renzi, l'ultima presentata prima del 1° di maggio, il 30 di aprile appunto, l'altro giorno, è stata quella della pubblica amministrazione. Statali, state tranquilli, i vostri stipendi sono salvi perché ci sono le elezioni europee, titolava ieri il Fatto Quotidiano, l'articolo di Vanda Marra. Niente decreto, Renzi racconta la rivoluzione della pubblica amministrazione rimandata al 13 giugno, scavalcando i sindacati perché consulterà direttamente i lavoratori con una lettera e con le osservazioni da mandare all'indirizzo di posta elettronica, questo è bello, rivoluzione@governo.it. La rivoluzione ancora non c'è, la mail invece sì, scrive il Fatto Quotidiano, con una frase chiave della conferenza stampa di Matteo Renzi e della ministra Marianna Madia l'altro giorno, in annuncio, è un perenne annuncio ormai, della riforma della pubblica amministrazione. Se uno va a starnutire, gli viene detto che c'è la campagna elettorale e questo ha modificato sensibilmente anche l'agenda del sottoscritto, ha detto Matteo Renzi, il quale aveva esordito dicendo delle date precise, entro questa data, entro quell'altra, faremo. Niente di tutto ciò, perché ormai ha scoperto Renzi c'è la campagna elettorale, ci sono le europee, tutto viene rimandato a dopo.
Accompagnato dal ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia, Renzi ha tenuto l'altro giorno la conferenza stampa sulla pubblica amministrazione, sulla riforma, sulla rivoluzione, anzi, rivoluzione a parole naturalmente, perché è tutto un annuncio, niente decreto, niente disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione. Renzi ha parlato solo di linee guida affidate a una lettera ai lavoratori, sulle quali linee guida il governo oltretutto chiede consigli e valutazioni attraverso la mail appunto rivoluzione@governo.it. Una specie di referendum, come ha detto la ministra della pubblica amministrazione Marianna Madia, dopodiché il 13 giugno ci sarà un provvedimento di legge. Se avessimo presentato oggi il disegno di legge delega e il decreto per la riforma della pubblica amministrazione, ha detto Renzi, avremmo avuto contestazioni tipiche da campagna elettorale. Bisogna invece coinvolgere gli uomini e le donne che lavorano nella pubblica amministrazione. Togliere dalla campagna elettorale la riforma, questione che si è già posta anche per le riforme costituzionali. Quella della pubblica amministrazione è la riforma più difficile, servirebbero i Marines, ha detto Renzi. Dai titoli dei capitoli di questa rivoluzione annunciata, che in attesa di farla Renzi cerca di raccontarla in maniera piuttosto sommaria, è peraltro scomparso uno dei punti cardine. Insomma, non ci sarà il taglio agli stipendi degli statali, diplomatici, ministeriali, magistrati, militari, polizia, medici, perché gli statali tradizionalmente votano Partito Democratico e le europee valgono bene una riforma, scrive Vandamarra sul Fatto Quotidiano. C'è stato anche lo slogan, nella pubblica amministrazione, ha detto Renzi, c'è un sacco di bella gente che lavora e che va premiata, c'è qualche fannullone e quello lo stanchiamo. Non c'è l'idea di un governo arrogante, ha detto ancora Renzi. Se ci sono altre idee, le ascoltiamo, ma sui contenuti. Non dite che siamo arroganti, ma che abbiamo torto. Un Renzi dialogante, il premier della porta accanto, quello di cui ci si può fidare anche perché ascolta i tuoi consigli. La lettera mandata ai lavoratori, sulla quale potranno rispondere entro 30 giorni, risponde a questa esigenza, bypassando i sindacati. Ha aggiunto la ministra Madia, non penso che i sindacati abbiano nulla in contrario sul fatto che consultiamo direttamente i lavoratori. Ha rincarato la dose Renzi, c'è forse l'idea che il datore di lavoro non possa parlare coi lavoratori e che per discutere coi lavoratori il tramite del sindacato sia vincolante? Sono argomenti interessanti. Pronto dunque l'indirizzo di posta elettronica rivoluzione@governo.it. Così scriveva ieri il Fatto Quotidiano. Con un articolo di Stefano Feltri, per ora è soltanto una lista di titoli, ma lo spirito della riforma della pubblica amministrazione del governo Renzi è chiaro. Niente guerra ai fannulloni, tentativo di usare meglio gli organici, di accompagnare alla pensione chi è a fine carriera e di inserire dei giovani. Il tutto praticamente per ora rimane, come di consuetudine ormai col governo Renzi, a livello di annuncio. A proposito di Renzi, poi, c'era un altro articolo ieri, sempre sul Fatto Quotidiano, che parla di una business prossimo venturo per la città di Renzi, Firenze. La mi mandi un G8 a Firenze con 600 milioni di euro, naturalmente soldi pubblici. Il Premier promette l'evento, il G8 a Firenze per il 2017, e il candidato sindaco Nardella, già vice sindaco di Renzi a Firenze e prossimo sindaco di Firenze a quanto pare, procede ai calcoli e alle richieste economiche, già sbloccati i fondi pubblici per la rete di tram. Dal sito del Comune di Firenze c'è la citazione di Chiara Paolina, autrice dell'articolo. Il sito internet del Comune di Firenze già recita: siamo al lavoro, nel 2017 il G8 tocca all'Italia e Renzi ne chiederà l'approvazione al governo. Parola di Dario Nardella, già vice sindaco di Matteo Renzi, pronto a subentrare al Comune di Firenze con un doppio regalo nel calendario. Papa Francesco in visita a novembre 2015 e poi il botto vero, il G8, gli 8 potenti del mondo che si riuniscono a Firenze. A partire dal prossimo giugno, scrive ancora l'operoso Nardella, un pool tecnico specializzato sarà in grado di coordinare tutti gli interventi. 2 anni e mezzo sembrano tanti, ma sono pochi per un G8. Come ha scritto Renzi nella sua lettera di commiato a Firenze, il G8 si farà e soprattutto tante belle opere pubbliche verranno finanziate con i soldi dello Stato. Di quanti soldi si parla? Almeno 200 milioni di euro.
Metà della cifra è prenotata dalla struttura di base, la Fortezza da Basso, sede della fiera, del Pitti e di ogni appuntamento a Firenze. Un colpo di fortuna quello del G8 perché l'ente fiera è in crisi nera. Il 2013 si è chiuso con un buco di oltre 1 milione di euro e lettere di licenziamento per 13 dei 41 dipendenti. Le altre fiere toscane erano contente, potevano sperare di fare del business e invece Renzi ha cambiato le carte in tavola e ha spinto per un nuovo consiglio di amministrazione dell'ente fiera di Firenze, la Fortezza da Basso, col presidente Luca Bagnoli, giovane professore di economia dell'Università di Firenze. 10 milioni andranno poi al Palazzo dei Congressi, 15 alla Scuderia delle Cascine, 60 per un nuovo auditorium, 50 per trasformare il vecchio teatro comunale in un hotel a 5 stelle, altri 50 milioni per l'area ex Fiat, possibile mega residenza del futuro G8 a Firenze, più qualche spicciolo per i parcheggi scambiatori e altre amenità. I famosi 200 milioni però sono pochi. Sono solo un anticipo, il meglio deve ancora venire. Le due opere più importanti sono le nuove linee del tram e l'ampliamento dell'aeroporto fiorentino, presieduto da uno degli storici amici di Renzi, Marco Carrai, quello che gli pagava anche l'affitto da sindaco. Lo scorso 14 aprile il vice ministro alle infrastrutture ed ex assessore in Toscana Riccardo Nencini ha portato la bella notizia a Firenze da Palazzo Chigi. Per il tram sono stati stanziati 121 milioni di euro. Lavoreremo prestissimo sulla tratta che riguarda il passaggio a Firenze città, il Lungarno e il collegamento con Bagno a Ripoli, ha aggiunto il sottosegretario Nencini. Stiamo lavorando perché vi sia un finanziamento anche per quella tratta con previsione intorno ai 200 milioni di euro, quindi ai 200 del G8 si aggiungono i 200 milioni per il tram. Il tracciato originario delle linee 2 e 3 sarà ampliato poi fino all'aeroporto e l'aeroporto è un'altra delle partite in ballo. In ballo c'è la fusione societaria tra l'aeroporto di Firenze e quello di Pisa, ma il progetto di allungare la pista fiorentina per farci atterrare l'Air Force One di Barack Obama e il G8 in sostanza sta facendo salire la tensione. Dice ancora il vice ministro Nencini che a Firenze serve una pista adeguata per una città straordinaria come questa, una pista da 2 km e 400 metri. Firenze, città finalmente degna di assurgere dunque a scalo intercontinentale grazie al tocco magico di Matteo Renzi e al quattrino pubblico. Ad asfaltare la pista, extra long, sarà Marco Carrai, amico storico di Renzi, assurto alle cronache per l'appartamento in centro prestato all'allora sindaco. Carrai è anche presidente dell'aeroporto di Firenze e ha scritto nel suo master plan che per questi 2400 metri di pista serve una quota di contributi pubblici non inferiore a complessivi 120 milioni di euro. Almeno 600 milioni di euro dunque tra G8, aeroporto e tram per Firenze, la città del Premier, scriveva ieri il Fatto Quotidiano. Tornando invece al Libero, c'è da puntualizzare un'altra questione in relazione a una delle cose più sperimentabili materialmente tra poco, altro che il bonus da 80 euro. Tra poco sperimenteremo una nuova parte della tassa sulla casa. Come sapete la nuova tassa sulla casa si chiama IUC, imposta unica comunale, ma non è per niente unica perché si compone di 3 parti, IMU, Tasi e Tari. La Tasi sarà più cara dell'IMU in almeno metà delle città, nelle altre se si è fortunati si rimane sui livelli dell'IMU di Mario Monti. Salve, e questo è un tocco di classe veramente, salve le case di pregio, cioè le case delle persone comuni e dei ceti popolari verranno stangate, le case di pregio se la cavano. Quasi tutti i comuni spingono i parametri dell'imposta immobiliare, la Tasi, verso il massimo. Le detrazioni, che sono diventate facoltative, non basteranno a pareggiare gli aumenti. Se ne è occupato il Sole 24 Ore e ieri è tornato ad occuparsene anche il quotidiano Libero con Francesco De Dominicis. Più tasse per tutti, o per quasi tutti, sulla casa. Con la nuova Tasi, che si pagherà da giugno, è una stangata sicura per almeno metà dei contribuenti italiani. Per gli altri le cose resteranno più o meno come sotto Mario Monti. Il conto rispetto all'IMU è destinato a salire in una buona fetta del territorio italiano. Peraltro non è ancora chiaro quanto si dovrà pagare perché non sono ancora state approvate le delibere e i regolamenti relativi alla nuova Tasi che in ogni caso garantirà allo Stato e agli enti locali un gettito finale
molto più alto dei 9 miliardi e 200 milioni che garantiva l'ICI e comunque più alto rispetto ai 24 dell'IMU di Mario Monti. Alcune stime indicano che con il nuovo tributo, la nuova tassa sulla casa, arriveremo ad almeno 30 miliardi di euro. Sono più di 6 miliardi in più rispetto a quello che abbiamo pagato con l'IMU di Mario Monti. È chiaro il discorso? 9,2 miliardi ICI, 24 miliardi l'IMU di Mario Monti, 30 miliardi di euro la nuova tassa sulla casa targata Letta-Renzi. L'ammontare finale dei balzelli sulle abitazioni nel 2014, cioè Tasi più Tari più IMU, ci porterà 6 miliardi, 7 miliardi di euro di tasse in più sulla casa rispetto all'epoca Monti, cioè rispetto a quanto abbiamo pagato fino all'anno scorso. Le responsabilità politiche di questa ennesima imposizione fiscale, di questo ennesimo aumento dell'imposizione fiscale sugli immobili, vanno divise tra il governo Letta, che aveva varato la Tasi promettendo di superare l'IMU, la quale IMU invece rimane in piedi per seconde case, terreni e negozi, in parte anche per le prime, e il governo di Matteo Renzi, che ha mantenuto tutto l'impianto. Ma soprattutto, grazie a Renzi, si pagherà di più, secondo un monitoraggio pubblicato dal Sole 24 Ore, in 11 casi su 20 per quanto riguarda le prime case, mentre per gli altri immobili in 10 casi si paga come prima, tra IMU e Tasi. In altri 10 casi è stangata sicura, cioè aumento. Questo in definitiva porta l'IMU complessivamente, o comunque la tassa sulla casa complessivamente, da 24 a più di 30 miliardi sotto il governo Renzi. Quant'è che valeva il bonus? 6 miliardi e qualcosa? Eccoli qua. Ne pagheremo 7 in più di tassazione sulla casa. Caro bonus, tanti saluti. Per quanto riguarda le prime case, l'aliquota base dell'1 per 1000 non è stata adottata da nessun comune. Tutti i comuni si stanno spingendo verso il tetto massimo, che dal 2,5 per 1000 iniziale, grazie al decreto Salva Roma, potrà essere portato al 3,3 per 1000 per le prime case. Limite che peraltro riguarda solo quest'anno, perché dall'anno prossimo non c'è alcun limite possibile, cioè potenzialmente l'aliquota può salire ancora. Dal prossimo anno, dunque, ci potranno essere aumenti incontrollati della Tasi sulla casa. Per le altre tipologie di immobili, che al dicembre 2013 avevano un'aliquota IMU del 10,6 per 1000, il limite viene alzato all'11,4 per 1000. È ovvio che quindi si pagherà di più, perché se prima pagavo il 10,6 e poi l'11,4, pagherò di più. Sono esenti dalla Tasi gli immobili dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali, gli immobili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati a funzioni istituzionali, gli immobili già esentati dall'ICI, vale a dire stazioni, ponti, fabbricati destinati a uso pubblico, fabbricati per uso culturale e quelli per l'esercizio del culto e del Vaticano. Esentati anche terreni agricoli, rifugi alpini non custoditi, punti d'appoggio e bivacchi. La Tasi deve essere pagata in 2 rate, entro il 16 giugno la prima, entro il 16 dicembre la seconda. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89
Masco da 6 posti eccezionale. 113 euro il valore della promozione, 75 euro tutto compreso a casa vostra. 030 68 40 408. Occhio che l'orso quando dice basta non ce n'è più. Velocissimi! Grazie di questa offerta da prendere al volo. Alberto Acerbis, ciao! Ciao, buona Padania a voi. Bene, torniamo brevemente allora alle notizie quotidiane dei giorni scorsi. Al Libero di ieri una piccola informazione: Matteo Renzi chiede aiuto alla finanza statunitense, un vertice col fondo BlackRock per le privatizzazioni in Italia. L'incontro il Premier lo ha avuto domenica scorsa con il numero 1 di BlackRock, la più grande società di gestione di fondi di investimento, un colosso statunitense che movimenta 4.100 miliardi di dollari e che è molto presente già anche in Italia. Renzi ha incontrato a Milano Larry Fink, presidente e amministratore delegato di BlackRock. A rivelarlo è stato il presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola. I commenti che Fink ha fatto dopo l'incontro con Renzi, ha rivelato Galateri, sono stati positivi, di grande speranza per l'Italia, di grande importanza per la trasformazione che l'Italia sta avendo. Un segnale buono, ha detto Galateri. Buono per chi? Mentre, come sapete, la Lega sta raccogliendo le firme per 5 quesiti referendari, all'interno dei quali c'è anche il quesito che riguarda l'abolizione della cosiddetta legge Fornero, che ha creato l'oscena categoria degli esodati, altra parola che è oscena in se stessa, alla categoria, alla questione anzi creata dalla legge Fornero e per quanto concerne i referendum, oltre ai gazebo indicati sul sito vieniafirmare.org, insieme all'illustrazione dei quesiti, potete anche chiamare il numero di telefono 0266 234 234 in relazione ai referendum e alle firme, alla raccolta firme proposta dalla Lega. A proposito di legge Fornero, dicevamo, il Sole 24 Ore dell'altro giorno ha dato qualche numero circa i cosiddetti esodati, cioè coloro che appunto in virtù della riforma Fornero si sono trovati a spasso, avevano già raggiunto accordi per il pensionamento, non hanno né pensione né stipendio. Le pensioni finora liquidate sono 38.228, stando ai numeri ufficiali forniti dall'INPS e dal Ministero del Lavoro. 38.228 pensioni liquidate su un totale stimato di 325.000 casi, che vuol dire 325.000 famiglie, mononucleari o plurinucleari che siano. Finora dunque, finora dunque sono 38.000 circa le pensioni liquidate a fronte di 325.000 casi ed è ancora oggi una stima. Operazione di salvaguardia degli esodati a metà strada, scrive il Sole 24 Ore. Per la verità, a guardare i numeri, più che a metà strada siamo a poco più di un decimo della strada, perché 38.000 su 325.000 stimate persone da includersi nella cosiddetta categoria degli esodati non sono la metà. Sono molto meno della metà, sono poco più di un decimo. Comunque l'operazione di salvaguardia per quanto riguarda i regolamenti attuativi è ancora agli inizi. Operativo il quinto provvedimento di tutela degli esodati, riforma previdenziale di fine 2011, quella per cui Elsa Fornero sparse le sue lacrime. I 17.000 interessati da questo quinto provvedimento di tutela dei cosiddetti esodati dovranno presentare le domande all'INPS o alle direzioni territoriali del lavoro entro il prossimo 16 giugno. Entro i successivi 30 giorni le commissioni attivate presso le direzioni territoriali del lavoro dovranno comunicare l'ammissione o il respingimento delle richieste, contro cui si potrà fare ricorso entro altri 30 giorni. Tenuto conto dei tempi di attuazione delle salvaguardie precedenti, le prime certificazioni di questo quinto provvedimento di tutela per 17.000 interessati potrebbero arrivare verso la fine dell'anno. Intanto i mesi passano e uno di cosa vive? Di speranze. Con il quinto provvedimento, contenuto nella legge di stabilità 2014, i posti disponibili per essere tutelati, per essere esodati tutelati, sono complessivamente 162.130, ma la platea ipotetica di persone interessate dagli effetti della legge Fornero
è almeno il doppio, scrive il Sole 24 Ore, quindi sono almeno 325.000 casi stimati di persone in questa situazione, né pensione né stipendio. Oltre 90.000 posizioni sono state certificate, mentre i lavoratori che si sono già visti liquidare la pensione sono circa 38.000, come abbiamo detto, quindi non tutti gli aventi diritto stanno incassando l'assegno, anzi solo una percentuale piuttosto ridotta del totale delle persone definibili esodati. Su quanti siano i penalizzati dalla riforma previdenziale di Elsa Fornero, e quindi persone da salvaguardare, ancora c'è incertezza, scrive il Sole 24 Ore dell'altro giorno, di martedì 29 aprile. Il 9 aprile scorso il sottosegretario al lavoro Franca Biondelli ha annunciato l'avvio di un tavolo di confronto, primo incontro il 7 maggio, sul tema dei salvaguardati, utile peraltro per definire con esattezza la platea dei lavoratori esclusi dalla salvaguardia e le relative coperture finanziarie necessarie per gli interventi. Questi frutti, diciamo così, della riforma Fornero, ma c'è un altro frutto della riforma Fornero che ha fruttato praticamente come la tassa sulla prima casa, l'IMU, 4 miliardi all'anno in tema di protezione e di perequazione, dei trattamenti pensionistici. La legge Fornero aveva stabilito per il 2012 e per il 2013 un meccanismo pensato appositamente per fare cassa. Se ne è occupata Italia Oggi giovedì 10 aprile scorso. Sulle pensioni di importo pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo, 1.405,05 euro mensili lordi, veniva garantita la rivalutazione nella misura del 100% dell'inflazione. Per gli importi superiori non operava la perequazione. Sintesi, in 2 anni la non perequazione ha portato via 8 miliardi e 200 milioni ai pensionati. Sono 4 miliardi all'anno, sono il gettito dell'IMU sulla prima casa. Niente male. Mentre una puntualizzazione, adesso la facciamo sul caso, sarebbe da citare anche una vicenda che riguarda il ministro Poletti e la sua Bologna e le sue cooperative. Questa storia qui è stata raccontata da Giorgio Ponziano su Italia Oggi lo scorso mercoledì 2 aprile ed è la storia di una delle cooperative principe del mondo delle cooperative presieduto dal ministro Poletti, che è diventato ministro del lavoro e che ha fatto la prima cosa concreta del governo Renzi, cioè il decreto per precarizzare ancora di più il mondo del lavoro, in estrema sintesi, cioè il decreto sul lavoro a tempo determinato, che va molto, molto a beneficio delle sue stesse cooperative rosse di cui era presidente, di cui è stato presidente a lunghissimo, e certamente non è che uno esce da lì e non conta più nulla diventando ministro del lavoro. Anzi, mi stupisco del fatto che molti non abbiano notato il conflitto di interessi oggettivo, chiaro, del ministro Poletti, in quanto numero 1 delle cooperative e ministro del lavoro. È autore di uno dei provvedimenti di cui le cooperative si avvantaggeranno senz'altro. Ad ogni modo, il primo atto vero del governo Renzi, il decreto cosiddetto Poletti, il decreto lavoro. Questa vicenda invece da Bologna ci racconta un altro aspetto del mondo cooperativistico, che paga salari da 2,8 euro all'ora per giornate lavorative da 11 ore. Il modello Cina, insomma, mettiamola così. La cooperativa rossa paga 2,80 euro all'ora i dipendenti che lavorano a Bologna nella biblioteca dell'università. Hanno appeso le mutande davanti al rettorato dell'Università di Bologna. Il rettore, il filosofo Ivano Dionigi, ha esternato, cioè ha esternalizzato per meglio dire, ha portato fuori, ha appaltato all'esterno per risparmiare il servizio di custodia della biblioteca dell'università. Chi ha vinto il servizio? Ma naturalmente una cooperativa rossa, una di quelle cooperative dell'ex ministro Poletti. Il rettore dell'Università di Bologna, che si è rivolto all'esterno, ha appaltato all'esterno il servizio di custodia della biblioteca, non si aspettava tuttavia che la cooperativa rossa, Lega Coop, di cui è stato presidente il ministro del lavoro Giuliano Poletti, trattasse i suoi dipendenti in questo modo. In che modo? La remunerazione dei dipendenti, busta paga alla mano, è di 2,8 euro all'ora e la giornata lavorativa può durare 11 ore.
Da qualche tempo è cominciata la ribellione, ma le proteste non hanno ottenuto alcun risultato. Perciò i lavoratori sono passati a quelle che chiamano iniziative esemplari, e la prima è stata appendere le mutande davanti al rettorato dell'Università di Bologna. Con quello che portiamo a casa, dice Antonella Zago del sindacato di base CUB, siamo finiti davvero in mutande, anzi senza neppure più quelle. Come si fa a vivere con 2,8 euro all'ora? Di questa protesta ha dato conto soltanto Italia Oggi. Della protesta che hanno fatto a Milano l'altro giorno i lavoratori di Italy, dell'amico di Renzi Oscar Farinetti, non ha dato notizia invece nessuno. Comunque, sempre per la storia dei tipi di contratti di lavoro che anche nel supermercato del gusto italiano dell'amico di Renzi, Farinetti, vengono applicati. Detto per inciso, sarà difficile superare il record forse della cooperativa Coop Service di Bologna, una delle cooperative principi del mondo cooperativistico presieduto dal ministro Poletti, perché questi pagano 2,8 euro all'ora a Bologna per 11 ore di lavoro. Chissà se Farinetti è in grado di far di meglio, non risulta, credo di no, perché in effetti un salario di questo genere per 11 ore di lavoro al giorno è quasi imbattibile. La cooperativa sotto accusa è la Coop Service. Ha vinto l'appalto dell'università per la gestione della biblioteca e ha cancellato tutto il pregresso ai dipendenti. Come? Decidendo di applicare un nuovo contratto, quello degli operatori per vigilanza e servizi fiduciari. Questo cosa ha significato in pratica? Ha significato la perdita di tutte le anzianità, la perdita della 14ª, dei buoni pasto, il taglio di quasi la metà dello stipendio che prima pagava l'università e che ora è stato ridotto appunto a 2,8 euro all'ora. Cosa hanno fatto i sindacati, quelli di ieri del 1° maggio? CGIL e CISL hanno tranquillamente accettato queste condizioni che viene da definire cinesi di lavoro, 2,8 euro all'ora per 11 ore al giorno, ma nessuno dei dipendenti le ha approvate ed è iniziata così la mobilitazione. Al di fuori di CGIL e CISL. Lavoro qui da 11 anni, spiega una delle dipendenti. Le mie mansioni non sono mai cambiate. Offro assistenza informatica a studenti e professori. Faccio front office e lavoro circa 11 euro al giorno per 6 giorni a settimana. Sa quanto mi dà la Coop? 750 euro al mese, 800 se decido di lavorare tutte le domeniche, cioè 7 giorni su 7. Altri dipendenti di biblioteche e servizi universitari finiti con gli appalti alla Coop Service sono in procinto di fare la stessa fine dei 13 dipendenti della biblioteca che hanno cominciato la mobilitazione. Ormai sulle barricate sono oltre un centinaio, cioè tutti coloro che finiranno nel calderone della cooperativa rossa. Chiediamo all'ex presidente Poletti, dice una delle dipendenti della biblioteca, se la sbandierata mutualità e solidarietà cooperativa è questa. In verità, dopo gli scioperi, CGIL e CISL si sono incontrate con Coop Service e hanno firmato un altro accordo, un aumento della retribuzione oraria. Di quanto? Di 0,8 euro lordi all'ora, col risultato di far arrabbiare ancora di più i dipendenti della cooperativa. Qui non si svolgono mansioni di vigilanza, dice Zago, ma si offre assistenza tecnica e bibliografica a studenti e professori, e invece ci hanno fatto il contratto di vigilanza e servizi fiduciari. Si fa anche manutenzione alle apparecchiature. E tutto per un contratto da fame, vergognoso in ogni caso, tanto più se si parla di una cooperativa rossa. Inoltre l'università sostiene di pagare alla cooperativa tra i 15 e i 17,5 euro all'ora. Ci si chiede dunque dove finiscono i soldi se ai lavoratori in tasca ne arrivano 2,8 all'ora. L'università paga alla cooperativa del caro ministro Poletti, la Coop Service, 15-17,5 euro all'ora, ai lavoratori ne finiscono 2,8. Dove finisce la differenza, secondo voi? Il rettore, di fronte alle mutande estese, dice che la situazione economicamente anomala in cui versano i dipendenti della Coop Service è oggettiva. E si limita a questo il rettore. Pure gli studenti hanno solidarizzato e anche loro hanno appeso biancheria intima davanti all'ufficio del rettorato dell'Università di Bologna con la scritta: la Coop lascia in mutande ministro Poletti, non hai niente da dire? Proprio a Poletti alcuni deputati di Sinistra, Ecologia e Libertà hanno presentato un'interrogazione
Cosa ne pensa il ministro delle retribuzioni orarie per i dipendenti stabilite dalla Coop Service? È questa l'idea di valorizzazione del lavoro che ha in mente il nuovo governo? Un messaggio al ministro di tutt'altro tenore lo ha mandato il presidente di Coop Service, Roberto Olivi. Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione, ha detto il numero 1 della Coop Service, che paga 2,80 euro all'ora per 11 ore di lavoro al giorno, 750 euro al mese, 800 lavorando 7 giorni su 7 alla settimana per tutto il mese. Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per la nomina di Poletti a Ministro del Lavoro, sottolineandone l'importanza e la novità. Siamo un'azienda cooperativa, ha scritto il presidente della Coop Service in questione, Roberto Olivi, che impegna l'80% del proprio bilancio per i suoi 12.000 dipendenti, e la scelta di coinvolgere il nostro principale rappresentante in questa difficile sfida di governo ci riempie di orgoglio, ha scritto il presidente della Coop Service, contestata a Bologna per le paghe da 2,8 euro all'ora con giornate lavorative da 11 ore. E il bello è che i 13 addetti alla biblioteca dell'Università di Bologna, cioè l'avanguardia dei sottopagati, perché poi toccherà agli altri, lavorano in una biblioteca e nello studio multimediale che è un vanto dell'Università di Bologna. Da un lato il fiore all'occhiello tecnologico dell'università, dall'altro un salario inverecondo, modello Cina. Coop Service è leader in alcune regioni nella sorveglianza, nei sistemi di sicurezza, nelle pulizie e nella vigilanza privata. Per la prima volta Coop Service si occupa di università con Bologna. Fattura oltre 600 milioni di euro, ha più di 12.000 dipendenti e ha un patrimonio netto di 157 milioni. A difendere l'operato della Coop, Salvatore Fiorentino, direttore del comparto Vigilanza e Sicurezza, che dice: abbiamo applicato il contratto nazionale sottoscritto con i sindacati. Viva i sindacati, detto tra parentesi. Non metto in dubbio che i dipendenti facciano fatica, con 2,8 euro all'ora lordi e un proposto aumento di 0,80 euro all'ora, che è più che una presa in giro. Affermo però che quanto applicato da Coop Service è assolutamente legittimo, dice il dirigente della cooperativa contestata. È legittimo, sì, anche il decreto legge del ministro Poletti è legittimo. Tutto può essere fatto per legge, anche i 2,8 euro all'ora. L'ultima assemblea dei dipendenti e degli studenti ha approvato un documento. Si tratta di un accordo implicito di quelli di tipo familiare nella Bologna Rossa tra PD, Lega Coop e Università, che punta al massimo ribasso del costo del lavoro. Questo è il testo del documento approvato dall'assemblea dei dipendenti e degli studenti dell'università, che parla di accordo tipico familiare nella Bologna Rossa fra Partito Democratico, Lega Cooperative e Università, con uno scopo: il massimo ribasso del costo del lavoro, cioè dei salari. Poi, ancora come parte del gioco, assistiamo allo scaricabarile reciproco tra i soggetti coinvolti, dice il documento approvato dai dipendenti e studenti dell'Università di Bologna. Per la Coop Service, però, non c'è solo questa grana bolognese, raccontava ancora Giorgio Ponziano su Italia Oggi di mercoledì 2 aprile scorso. All'azienda sanitaria di Monselice e Este, nel Padovano, in Veneto, i sindacati sono scesi in sciopero contro i tagli feroci. La CGIL di Chieti protesta invece perché da qualche tempo 18 lavoratori su 70 dipendenti della Coop Service sono finiti in cassa integrazione. Perdita di salario, rischio del posto di lavoro, che non sono da addebitare genericamente alla crisi, come si vuol far credere da parte della Coop, ma ai tanti errori che il management aziendale ha commesso, avendo utilizzato le migliori energie in lotte intestine. Inoltre, ancora, al Policlinico di Tor Vergata 39 dipendenti sono stati licenziati. Motivazione ufficiale: i tagli sono effetto della spending review. Ma visto che tutte le altre ditte che operano nel settore servizi sanitari di Roma hanno trovato forme di risparmio che non toccano i posti di lavoro o le retribuzioni, vuol dire che la verità è un'altra. Coop Service vuole avere mano libera nell'organizzazione del lavoro, attraverso la flessibilità selvaggia. La Coop sei tu, chi può darti di più? Conclude Giorgio Ponziano
Su Italia Oggi lo scorso 2 aprile. A proposito di lavoro e lavoratori, però, va citato anche il cameo di Riccardo Ruggeri, pubblicato ieri su Italia Oggi. La crisi vista da chi la subisce, operai, e non da chi l'ha creata, banchieri o supermanager, o da chi la commenta, economisti di regime. Giovanna Boursier, giornalista di Report, e Gabriele Polo, ex direttore del Manifesto, hanno scritto per Einaudi Lavorare manca, che è un libro affascinante nella sua umana drammaticità, scrive Ruggeri ieri su Italia Oggi. L'ho letto d'un fiato perché racconta la grande crisi dal punto di vista di quelli che la subiscono, gli operai, non di quelli che l'hanno creata, banchieri e supermanager, e nemmeno di quelli che la commentano a senso unico, economisti di regime. A proposito, scrive Ruggeri, ho cominciato anche a confrontarmi con le 700 pagine, sono circa a metà, di Capitale nel XXI secolo, del francese Thomas Piketty, che disserta sul tema oggi di moda fra i liberal anglo-americani, la diseguaglianza. Con il libro Lavorare manca, invece, sono rientrato nel mondo che amo, quello degli sfigati, scrive Ruggeri. L'intuizione geniale di Giovanna Boursier e Gabriele Polo è stata quella di tratteggiare uno scenario delle fabbriche simbolo della trasformazione industriale italiana dell'ultimo quarantennio. Per farlo si sono focalizzati su 6 casi. 6 casi simbolo del collasso industriale italiano. Carbo Sulcis, Fiat Iveco Bus, Fincantieri, Innocenti, Omsa, Videocolor, e hanno lasciato parte dell'analisi ai lavoratori che hanno vissuto questo sfacelo. I colpevoli sono noti, hanno nomi e cognomi di politici centrali e locali, burocrati, sindacalisti, supermanager, e nel libro ci sono tutti. Se volete capire alcuni perché della crisi, alcuni perché del disastro della Fiat di Romiti, Cantarella e Marchionne, leggete il 3° capitolo di questo libro, Lavorare manca, di Giovanna Boursier e Gabriele Polo. Racconta la Torino reale, non la finta città della cultura che l'establishment locale ci spaccia, quella sconosciuta ai più, le sue periferie dai grandi corsi senza marciapiedi come Caracas, il deserto urbano delle officine disgregate e semivuote che neppure improbabili showroom lucenti, concepiti da marchettari d'accatto, possono coprire il nulla che c'è dietro. Non dico il governo, che vive in un suo mondo rarefatto, ma almeno certi parlamentari vadano a Torino, a piedi percorrano Corso Tazzoli, poi Corso alla Mano, vadano nei bar zuppi di cassintegrati, disoccupati ed esodati. Lo sfacelo che vedranno merita il viaggio. Mi soffermo sul caso che conosco meglio, continua Riccardo Ruggeri ieri su Italia Oggi. Fiat Iveco Autobus. L'avventura nasce nel 1974, quando il Comitato Interministeriale Programmazione Economica, con delibera firmata da Ciriaco De Mita, dà il via ai lavori dello spropositato, 1 chilometro quadrato, stabilimento di Valle Ufita, a un tiro di schioppo da casa sua, pagato dalla Cassa del Mezzogiorno, 90 miliardi dell'epoca. Ci sono tutti quelli della sinistra democristiana, l'unica corrente che con il Partito Comunista Italiano, chissà perché, supererà indenne Mani Pulite, e oggi è la spina dorsale del Partito Democratico normalizzato. Oltre a De Mita, Gargani, De Vito, Mancino, che manovrano per trasferirlo da Eboli, dove era previsto, a Valle Ufita. Ci riusciranno e comunque sarà un disastro. Dopo 3 anni irrompe in quegli spazi irreali una drammatica cassa integrazione che proseguirà fino alla sua morte. A metà degli anni '80, prosegue Riccardo Ruggeri, il vertice Fiat, considerandomi un esperto in aziende in crisi, mi incarica di ristrutturare questo business. Missione impossibile, essendo un non business in un non luogo. Impossibile per un aspetto banale. Il mercato per cui l'azienda era stata concepita non c'era. Quel poco che c'era era in mano a loschi politici comunali e regionali. Stiamo parlando appunto di De Mita e dintorni, dei demitiani e dintorni, della sinistra DC. Mi limitai a un fare normale amministrazione. Un paio d'anni dopo fui trasferito ad altro business all'estero e persi di vista i non bus di Fiat Iveco Bus in quel di Valle Ufita. Nel libro è ben descritto come sarebbe poi andata a finire. La racconta in modo eccellente un operaio allora 21enne che diventerà poi sindacalista della FIOM. Mi ha colpito la lettera della sua assunzione nel 1978. La lettera recitava: ella è assunta dopo 12 giorni di prova, lo sarà a tempo indeterminato.
è quella del dimissionamento, del licenziamento dello stesso operaio nel 2011. Lei è licenziato. Romiti usava l'aristocratico ella, Marchionne adotterà lo sbrigativo lei. È proprio il passaggio da ella a lei il fil rouge di questo splendido libro, dove parlano gli operai di 6 aziende simbolo collassate, avanguardia del mondo di oggi, dove gli operai, conclude Riccardo Ruggeri, hanno perso perfino la dignità di dirsi lavoratori. Il loro destino è segnato da un percorso predeterminato, cassintegrato, mobilitato, disoccupato, esodato, incapiente, sfiduciato. Trovo osceno, scrive Ruggeri, essere governati da individui che nei salotti o sui giornali osano parlare di diseguaglianze fra una tartina, un martini, l'ultimo algoritmo, un gossip e una tirata di cocaina. Con ciò noi ci salutiamo, siamo arrivati alle 9:31, nel corso della mattinata poi termineremo di ascoltare, forse ce la facciamo, forse no, il convegno sull'euro, del quale abbiamo mandato ampi estratti in queste ultime puntate di Onda Libera. Per il momento buona prosecuzione di ascolto a tutti da Giulio Cainarca.